Ciao a tutti ragazzi, come state? Noi oggi ci troviamo sopra Nova Gorica in Slovenia, quindi in una località che si chiama Sveta Katarina. Oggi i nomi sono un po' difficili, quindi mi scuserete. E il nostro percorso parte appunto da qui e ci avvieremo verso una torre panoramica che ci permette di vedere dall'alto il Monte Sabattino e tutta Gorizia. Il primo tratto è tutto su strada asfaltata, un po' in salita ma molto piacevole fra gli alberi all'ombra. Dopo essere appena partiti trovate già questa piccola fonte nella quale potete riempire la vostra borraccia e una bella panchina, quindi il percorso si preannuncia molto interessante. Già da qua si può ammirare un meraviglioso panorama, guardate là. E il sentiero, ve lo assicuro, è tenuto benissimo. Prima di attraversare le passerelle, mandate avanti il vostro compagno, così fate la prova se tiene, mi raccomando. Siamo partiti guardando la Valle dell'Isonzo e adesso, dopo circa una mezz'oretta, volgiamo i nostri occhi qui alla mia sinistra verso la Valle del Vipava. Respiriamo, Maddi, senti qua che ben profumo di pini. Siamo infatti passati da una zona in cui c'erano solo rovere e carpini ad una zona popolata esclusivamente da pini e c'è un profumo incredibile. Potevano mancare le mucche lungo il nostro cammino? Eh no, anche questa volta ve le abbiamo fatte trovare, guardate che belle! E là c'è pure un vitellino con la sua mamma. Guarda Maddalena, ci sono due vitellini con la loro mamma, che belli! Adesso ci siamo addentrati lungo il sentiero che ci porta su alla torre e siamo sopra delle trincee. Veramente un bel percorso affascinante, un po' faticoso, non è molto semplice, però molto bello. Quando vi dicono avere il mondo ai vostri piedi, guardate qua. E laggiù c'è pure l'arcobaleno. Maddalena? È fantastico? Opla. Ragazzi, non è una passeggiata, però merita veramente la pena. Sì. Stiamo quasi arrivando. La salita sta spianando e come sempre c'è chi suda e c'è chi dorme. A poterlo fare, no? Siamo arrivati sul Monte San Gabriele, uno dei campi di battaglia più tremendi della Prima Guerra Mondiale. E infatti guardate com'era raso al suolo in quel periodo. E adesso proseguiamo, andiamo sulla torre panoramica, vi mostriamo questo bellissimo panorama. Che bello! Cosa vi avevo detto? Un panorama migliore di questo non potete trovarlo. Si vede
fino al mare, proseguendo laggiù c'è l'Isonzo, Monte Sabotino, Svetagora e poi iniziano le Alpi con il Monte Canin. E adesso siamo pronti per fare una pappina, una bella merenda. Adesso facciamo sotto questo gazebo. Vuoi un po' di acqua, Maddalena? Hai sete, vero Stella? Oh, che buona l'acqua! Eh sì, ma che di una birra. Arriva anche papà. E adesso facciamo la merenda con la frutta. Eccola qua. Buona? Questa è buona, eh? Siamo sulla via del ritorno e come vedete i punti di sosta non mancano e anche magari un riparo se dovesse piovere. Questi sentieri sono molto belli dal punto di vista naturalistico, ci riempiono i cuori, i colori, i profumi, le sensazioni, però devono anche farci riflettere su alcune cose. Infatti abbiamo parlato prima delle trincee e ci sono anche questi monumenti a ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale, ci sono state delle battaglie importanti in queste zone e ci devono far riflettere appunto sull'importanza della pace, sull'atrocità e sull'assurdità della guerra. Eccoci qua, addirittura d'arrivo. In realtà oggi siamo partiti il pomeriggio, quindi stiamo rientrando che sta quasi tramontando il sole, però anche quest'ora qui ha il suo fascino. Guardate là che colori e soprattutto la freschezza dell'aria che c'è a quest'ora. Quindi anche se partite il pomeriggio è perfetto. Siamo ritornati al punto di partenza, abbiamo percorso più o meno 8 km e abbiamo impiegato circa 3 ore e mezza con le nostre solite pause. Questo è stato veramente uno dei più bei percorsi che abbiamo fatto ultimamente e spero vi sia piaciuto anche voi e ve lo proponiamo come tutti gli altri percorsi. Noi cerchiamo di suggerirvi delle cose un po' particolari che non trovate sulle mappe, sulle foglietti informativi, quindi se i nostri piccoli viaggi vi piacciono, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, mettetevi piace e ve lo sta dicendo anche Maddalena, quindi ciao!